Va ora in onda Lega e dintorni. Vita delle sezioni, impegno dei cittadini sul territorio. Con Stefania Paccagnella e Marco Grimoldi. Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori da Marco Grimoldi. Stefania Paccagnella. Aspetta che saluto Natalia che è Vai. lì di fronte. Abbiamo avuto una discussione fuori perché ci sono i gentildonzelli che si lamentano di certe cose, però io vado con Natalia. Sono cose mie, Natalia, né più né meno. Allora, puntatona oggi, inizio a Bocca dare... al lupo, Natalia. Ma sì, dai, non c'è problema. Incominciamo a dare i numeri di telefono che vai. sono 0292947222. Per quanto riguarda il WhatsApp 340 670 9659. Ecco, io saluto anche i militari che ti fanno compagnia quando parli. Ma vedi, guarda, è un discorso un po' lungo questo qua dei militari, perché voglio dire una cosa sola. Poveri cristi, sono lì sotto il gazebo a 38-40 gradi, Sì. hanno la borsa termica, ma purtroppo l'acqua, come posso dire, Si evapora, si scalda, e tutto sommato una bottiglia di acqua ghiacciata che possono metterle assieme alle altre, raffreddare tutto l'insieme, è sempre cosa sì. buona e gradita da parte loro. E soprattutto, uso un termine un po' dialettale, il ghiaccio se lo mettono la bottiglia ghiacciata se lo mettono anche sul copino, Sì, almeno... anche perché c'è da dire che non sono in canottiera, sono lì No, bene. sono lì a presidiare il fortino di Via Bellerio della Lega, sono lì a fare il loro dovere, però purtroppo fa caldo. Sì. E quindi è buona azione chiunque passi di portargli qualcosa di freddo, così almeno poveri cristi sono lì. Comunque niente, oggi è mercoledì, nuova puntatona. Dove andiamo questa volta? Andiamo da Mattia. Andiamo da Mattia. No, spieghiamo ai nostri... Spieghiamo il perché. Vai. Spiegalo Vado io tranquillo, perché Sì, ho già sì. fatto un po' di conversazione, quindi la lingua Sì. può andare Sì, tranquillamente. hai le corde vocali calde. Allora, diciamo questo: innanzitutto Mattia è un nostro amico che lo conosciamo da tanto tempo, e per giunta lui è un volontario dentro in un'associazione, soprattutto di volontari, che prestano servizio sulle strade, prestano servizio, diciamo un discorso medico, intervengono quando ci sono incidenti, quando occorre tutta questa professionalità che Mattia... Siccome settimana scorsa era qua con noi, e lo saluto, Matteo Di Benedetto, e si era parlato dell'intervento per quanto riguarda il marocchino che purtroppo è morto, tutto quello che è successo, e io e te Stefania abbiamo pensato: perché non sfruttare, è brutto il termine, però tutta la competenza che ha Mattia per poter parlare di queste cose, soprattutto dalla sua esperienza, perché io so che Mattia è circa 10 anni che lavora, presta il suo servizio, perché non viene rincompensato per niente, perché è volontario, e di conseguenza anche qua devo aprire una grande pagina, perché ci sono tante associazioni, tante cose che possono fare le persone giovani, non giovani, e prestare il loro tempo, piuttosto andare a spaccare la vetrina o a fare il giro, andare in birreria o fare tante altre cose, potrebbero prestare la loro cultura, il loro modo di essere a questi volontari che ne cercano sempre di più. E adesso ti lascio a te la No, palla, però scusami. volevo aggiungere anche che, ai nostri radioascoltatori non l'abbiam detto, però abbiamo anche deciso di chiedere a Mattia di partecipare a altre trasmissioni con noi,
perché comunque, mette a disposizione la sua competenza, in questo caso appunto come volontario, ma poi anche come per il lavoro che svolge, per quello che ha fatto nei diversi anni. Quindi Mattia sarà ospite con noi, diciamo occasionalmente quando riuscirà a raggiungerci, e quindi questa è una di quelle occasioni dove lui può mettere a disposizione delle persone la sua competenza, anche perché comunque tutti bravi a giudicare dietro uno schermo l'operato delle forze dell'ordine e dei soccorritori volontari, però poi bisogna vedere innanzitutto com'è la situazione sul campo, e poi come sono, gestite a livello appunto di coordinamento le varie operazioni in fase appunto di soccorso di queste situazioni complicate. Però lo facciamo parlare Mattia, No, cioè direi di iniziamo sì, però subito. questa volta sgridi me, dai vai. No, io non ti bastono, non ti bastono, 10 Vai. frustate, cioè nel senso ironico. E allora ti porto subito con una domanda. Vai. Io so, noi ci conosciamo da tantissimo tempo e via dicendo, e so che è da 10 anni che tu sei un soccorritore volontario. Cosa ti ha spinto a intraprendere questo tipo di azione, questo tuo modo di donare il tuo tempo? Perché attenzione, non è che sei a casa tutto il giorno a far niente, sei a letto e ti vedi la televisione. Volontario vuol dire anche donare tempo prezioso alla famiglia, donare tante cose. Perché e per come, Mattia? Innanzitutto buongiorno Stefania, buongiorno Grazie. Marco, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Io sono sempre, ben contento di tornare qua in radio, l'avevo detto anche l'altra volta, quindi ben volentieri partecipare a questi momenti di confronto e anche di dibattito, perché appunto, come appunto diceva, Stefania, io ho avuto la fortuna, di fare tanto, di conoscere, tante persone, di fare molte attività, una diversa dall'altra, quindi soprattutto poi per l'oggetto della puntata di oggi, secondo me, vuole essere anche, oltre chiaramente un'esperienza, ma, mi piacerebbe proprio portare un contributo proattivo anche verso coloro che magari non hanno mai fatto nulla nel mondo del volontariato e che magari vorrebbero approcciarsi, perché magari uno va in pensione, perché magari uno ha finito di studiare, per tantissimi motivi. Poi il volontariato è bello perché inizia quando vuoi, finisce quando vuoi, difficilmente finisce perché, quando uno entra in una, associazione, in una realtà di volontariato, cambi la pelle, cambi l'attività, però difficilmente esci del tutto. Infatti, come dicevi tu prima, Marco, io sono, esattamente nel 2013, quindi sono più di 10 anni che sono dentro, e per rispondere alla tua domanda, io esattamente, faccio parte di questa grandissima realtà di volontariato da appunto da settembre 2013, quando io andai alla mia scuola, io ho fatto agraria a Villa Cortese in provincia di Milano. Prima di andare a scuola andai, dovetti ritirare dei documenti che mi servivano per delle cose, e andai a bere un caffè al bar. E io trovai la locandina, della presentazione, del corso di accesso appunto di questa associazione, dove io ho sempre ammirato, ma in realtà ho sempre ammirato il mondo del soccorso nell'ambito sanitario, quindi ambulanza, e quindi partecipai. Quindi io da un grazie a un caffè, mi vien da dire, ehm, mi ha permesso appunto di esserlo, tuttora oggi, appunto dopo tantissimi anni. Quindi cosa mi ha spinto? Mi ha spinto proprio l'interesse, perché io sempre stata una persona curiosa in tantissime su tantissimi versanti. È ovvio che questa cosa qua mi ha dato la possibilità di entrare in una realtà totalmente sconosciuta, perché io comunque sono l'unico in famiglia ad aver preso parte a questo tipo di attività, nonostante appunto la mia famiglia faccia ha fatto attività di volontariato, ma non così specifica, perché poi spesso e volentieri c'è anche una continuità in famiglia, quindi non so, la madre porta il figlio, il papà porta la figlia, il nonno, il papà, gli zii, quindi diciamo che c'è un po' una rete. Poi fortunatamente c'è anche chi inizia da zero come, ho fatto io, ecco. Eh beh, insomma è tanta roba è quello che stai dicendo. So che la Stefania vuole farti un'altra domanda sempre su questo tema.
Allora, Vai. ne faccio 2 così almeno mi rispondi. Vai. Allora, cosa ti sta lasciando ultimamente, anche a fronte di queste situazioni che son venute a creare, sia nel bene che nel male? E poi volevo chiederti, oltre agli incidenti stradali in malori, quali sono le, altre, situazioni che ti mettono alla prova e quella che, ti ha dato di più a livello proprio di emozioni? Quella che t'ha lasciato più insomma Quello che mi ha lasciato via quello che t'ha qualcosa. lasciato. Allora io parto, da un aspetto molto importante e che appunto mi ha dato fastidio, forse più che fastidio mi ha fatto anche un po' arrabbiare, ecco. E appunto ci rifacciamo agli episodi appunto di Bologna dove appunto, è morta una persona, durante un intervento congiunto tra le forze dell'ordine e i sanitari, dove i sanitari erano dei volontari, e lì si è scatenato il putiferio. Ricordiamoci che gli stessi volontari erano quelli che uscivano durante il Covid, quindi erano degli eroi, erano degli angeli, se ne sono dette di ogni, e però oggi gli stessi volontari, magari le stesse persone che sono state fotografate appunto durante quell'intervento lì, sono passati come degli animali, degli esseri veramente spregevoli, anzi dei volontari, quindi delle bestie, forse peggio delle bestie, perché io ho veramente letto una cattiveria senza precedenti, anche un po' veicolata dai mezzi di informazione, possiamo dire questa cosa, perché appunto si è puntato molto il dito non tanto sull'intervento quanto sulle persone, perché si è voluto evidenziare che c'erano delle persone volontarie, quindi facendo passare il messaggio che i volontari sono degli sprovveduti. Premetto, il mondo, del soccorso, soprattutto in Italia, si basa su, normative nazionali, d'accordo, ma l'organizzazione è di carattere regionale. Quindi, parliamo di un evento che è accaduto in Emilia Romagna, quindi con una gestione diversa, ma non diametralmente opposta rispetto a quella della Lombardia, perché ogni regione ha una sua gestione, un suo coordinamento, anche in termini di equipaggi. Quindi, io ovvio posso parlare della Lombardia, ma lo dico anche con orgoglio, io ho avuto la possibilità di fare attività anche fuori regione, quindi l'ho fatta in Liguria, l'ho fatta in Toscana, quindi ho avuto modo di conoscere anche le altre, realtà. E appunto, come dicevamo prima, a me fa molto rabbia questa cosa qua perché è passato un messaggio sbagliato. Noi ricordiamoci che in Italia, chi sale sull'ambulanza di notte, nei fine settimana, è rappresentato da volontari, quindi da persone che fanno nella vita tutt'altro, quindi sono geometri, sono imprenditori, sono casalinghe, pensionati, studenti, impiegati pubblici, ma che hanno voluto dedicare qualcosina in più, quindi andare oltre al mondo del volontariato, quindi oltre a un'attività, diciamo, associativa, e hanno voluto seguire un corso dedicato di pronto soccorso, che è articolato in diverse fasi, poi appunto in base alle regioni c'è tutto un modus operandi, che però è stato seguito un corso, è stato seguito un'attività di tirocinio, di esami, di pratica, quindi in realtà, stiam parlando di persone che hanno una qualifica, che è la stessa che hanno i dipendenti, non è la stessa di quella degli infermieri e dei medici, perché No, ovviamente parliamo di medici, infermieri e soccorritori. Il soccorritore, abilitato al servizio di emergenza 118, soccorso sanitario in Lombardia, è titolato a svolgere attività di soccorso extraospedaliero. Non siamo come in America dove si vede l'ambulanza che certo. sfreccia, spara adrenalina a tutti, fa cose, tutto quanto, però in realtà ehm, fanno un certo tipo di lavoro, che non sostituisce quello del medico, non sostituisce quello dell'infermiere, ma lavora con il medico e con l'infermiere, insieme alla centrale operativa e insieme alle forze dell'ordine. Perché è bene ricordare che, d'accordo che gli interventi mediamente sono spesso di carattere medico, quindi presso il domicilio, presso situazioni tranquille. Ovvio che capitano incidenti, ovvio che capitano situazioni, poco carine dove la scena non è sicura, quindi gli operatori sono in una situazione dove non possono intervenire in sicurezza e quindi ci sono altri organi deputati a ripristinarla o a garantirla, quindi le forze dell'ordine o i vigili, del fuoco, no,
Quindi in realtà, la catena del soccorso diciamo, si amplifica. È ovvio che più soggetti sono coinvolti e più la situazione deve essere sicuramente gestita al meglio, deve essere coordinata al meglio e quindi ogni figura deve portare il suo contributo affinché l'intervento vada a buon fine. Circa invece appunto gli interventi fortunatamente, come appunto, penso anche di averti, parzialmente risposto, gli interventi che facciamo, che si fanno sono principalmente di carattere medico, okay, fortunatamente, di incidenti ci sono, quelli purtroppo ci sono. È ovvio che, il primo mezzo che viene attivato è sicuramente l'ambulanza, quindi è ovvio che sia in strada, che sia in autostrada, che sia in qualsiasi contesto, viene attivato un mezzo di soccorso e in base alla gravità viene poi appunto attivato il soccorso avanzato, infermieristico o appunto anche l'elisoccorso, che mi piacerebbe ricordare che nei giorni scorsi, in Lombardia, il servizio di elisoccorso regionale ha compiuto 40 anni. Quindi dal 1986 le basi 3 basi principalmente hanno attivato il servizio di elisoccorso, oggi ce ne sono 4 di basi, che tra l'altro volano anche di notte, quindi tante cose sono state fatte, tante cose sono state implementate, che sicuramente la Lombardia ha investito molto sul mondo del soccorso e che oggi appunto dà la possibilità ad avere personale altamente qualificato, anche volontario, perché ricordiamoci che è vero che uno si assume la responsabilità, che sia dipendente o volontario, ma la qualifica rimane la stessa, le competenze rimangono le stesse. Cioè, non è che c'è un equipaggio di volontari, un equipaggio di dipendenti, viene preferito uno o l'altro. Anche perché oggi purtroppo, lo diceva Marco, siamo in un momento di difficoltà oggettiva, dove si fa fatica ad avere personale volontario che possa coprire i servizi e quindi di conseguenza tantissimi comitati come quello in cui appunto ho presto servizio, da qualche mese c'è un tandem volontari-dipendenti. Si lavora tranquillamente, si si sorride, si fatica, alle volte bisogna parlarsi perché magari gli interventi spesso non vanno come sarebbero dovuti andare o magari non son stati interventi belli, quindi si lavora, si costruisce e ci si coordina. Per quanto riguarda gli interventi che mi son portato a casa ce ne sono veramente tanti. Sicuramente quelli che ti danno tanto, sono gli anziani, perché gli anziani tendenzialmente sono quelli che sono un pochettino più in difficoltà, che richiedono un aiuto maggiore, quindi molta gente, quando appunto la vai a trovare, la vai a soccorrere, dice: ma è arrivata la mia ora", insomma le solite robe che quindi, Eh, oltre diciamo all'intervento, c'è anche secondo me un intervento umano, perché spesso capita di andare su persone anziane, su coniugi molto anziani, dove magari i figli non sono neanche vicino a casa, quindi magari parliamo di gente che, lavora proprio fuori nazione, quindi robe e quindi alle volte forse più che un soccorso di per sé, serve essere anche un po' gentili. Quindi magari il soccorso è portare vicinanza in un momento dove magari la testa non ragiona, dove magari c'è anche una difficoltà anche medica, per l'amor di Dio non sto dicendo quello, però sicuramente il compito mio, il compito dei soccorritori, oltre che a fare un buon lavoro, è anche quello comunque di accompagnare il paziente, il pazienti verso il pronto soccorso, anche in una condizione un pochettino più, diciamo, tranquilla, agevole, perché è anche questo il nostro lavoro, che poi è difficile perché non è facile, perché appunto, le immagini di Bologna purtroppo raccontano tutt'altro, ma in realtà, raccontano tutt'altro perché sono state vendute, a mio avviso, opinione prettamente personale, in un modo sbagliato. Quindi, rifacendomi proprio all'inizio, se il soccorritore durante il Covid era il dio sceso in terra, adesso è un animale. Cos'è cambiato dal 2020 ad oggi? Semplicemente è cambiata la comunicazione, il modo di vedere le cose e purtroppo la gente oggi è molto influenzata proprio per il fatto che purtroppo, per fortuna, essendo tutti, collegati coi social network, essendocene anche di 1000 tipi, 1000 notizie, 1000 informazioni, quindi alle volte c'è un surplus che forse, converrebbe ogni tanto spegnere, ogni tanto riflettere e dire: "Okay, ma cosa c'è di vero in tutto questo?"
Una domanda un po' personale, non ti sei mai arrabbiato durante un intervento di soccorso a vedere le persone che sono andate a fare certe cose non preparate? Vado a scalare la montagna con l'infradito, mi trovo lì e poi devo chiamare il soccorso per portarmi giù. Oppure recentemente ho sentito di un cagnolino che l'hanno portato su in montagna e poi non scende. È ovvio che si presta sempre soccorso, ma poi cosa succede a queste persone? Ma allora, sotto questo profilo qua, ti dico arrabbiarsi, no, nel senso che comunque tu Sì, sai che è ovvio che, tu sei lì, puoi uscire per la qualunque, cioè nel senso, puoi uscire per un'unghia incarnita alle 4 di notte, magari l'unghia incarnita, so che non è una bella immagine, però sì. giusto per fare un esempio, la febbre da 4, 5 giorni, chiami alle 4 del mattino e dici: "Okay, cos'è successo per far sì che tu alle 4 del mattino chiamassi perché hai 40 di febbre da 3 giorni? Forse vai dal medico, cioè parliamone." Così come gli interventi quelli diciamo o anche gli scherzi, cioè a me è capitato, negli anni fortunatamente poco, però ci sono stati episodi dove noi siamo usciti per degli scherzi, quindi gente che quando c'erano ancora le cabine de telefoniche che quando 100 anni fa, no, fino a qualche anno fa, chiamavano il 112, dicevano: c'è una persona a terra", noi andavamo, quindi con l'urgenza, quindi insomma anche in un contesto di chiamata muta, perché c'è anche il tema della chiamata muta, quindi non sai cosa ti trovi, vengono attivati tutte le forze. Poi magari arrivi, non c'è nessuno, c'è il gruppo di ragazzini che ride e scherza, hanno riso e scherzato per qualche motivo, hanno riso e scherzato perché son stati loro a chiamare, non lo sai, però dici: "Cavolo, però effettivamente in un mondo dove, tante cose sono sbagliate e, proprio questo dobbiamo fare, cioè con tutte le attività che ci sono, proprio questo dobbiamo fare, così come il ca la il chi Sì. fa i giri in montagna scalzo, piuttosto che non attrezzato e tutto, poi magari ha bisogno di soccorso, devi soccorso al di là di tutto, cioè al di là dell'intervento, costa. Cioè Sì, costa alla regione, costa a noi, costa a tutti. Quindi, ci vuole anche un po' di coscienza e se sempre qui. Il problema, riguarda anche i social, perché oggi ci sono un sacco di personaggi, che appunto fanno i video, che dicono: la montagna", che li vedi mezzi nudi, mezzi scalzi, dicono: "Che bella la montagna, è fresco, poi guardate giù." piove, viene giù Sì, e poi neve, vanno lì in grandine. 150.000 perché magari questo qui ha 150.000 follower, ne vanno 100.000 a fare la come Rita De Crescenzo, adesso mi ricordo la cosa lì a Roccaraso, no, dov'è che Sì. e appunto dice: "Bella, bellissima", hanno avuto anche problemi oggettivi. Quindi, cioè, bisogna anche un pochettino essere, o onesti intellettualmente. Dici: "Okay, io non sono mai andato in montagna, non sono mai andato a sciare, non ho mai fatto nulla, vedo il tipo o la tipa o il gruppo di persone che postano video e dico: "Ah, che bello passeggiare, camminare e quant'altro", poi ti ritrovi lì come un caprone che poi appunto devono venirti a prendere. Quindi lì dici: "Cavolo, magari il soccorso avremmo potuto utilizzarlo per altro." Vero, non vero, così come l'ambulanza stessa in altri ambiti. Sempre un po' un terno al lotto, però secondo me, anche questo tipo, diciamo, di interventi e situazioni, diciamo, fanno parte un po' del pot-pourri appunto di questo tipo di attività. Cioè quindi si intasca sempre, ecco, In questo qualsiasi diciamo tipo di In questo attività. mondo di soccorritori, che lo conosco poco, te lo dico chiaramente, perché soccorritore io mi ricordo quando ero nominato nella ditta ed ero il pronto intervento in caso succedesse uno e si sbucciava il dito e via dicendo. Ma domanda mia, fate delle esercitazioni? Sono, in programma esercitazioni tra forze di pubblica sicurezza e soccorritori? Sempre. Nel senso che, ci vuole tempo, ci vuole pianificazione, ci vuole organizzazione. S Capita spesso, magari 1 o 2 volte all'anno, dove ci siano esercitazioni, tra forze, del soccorso, quindi parliamo delle forze dell'ordine, parliamo dei vigili del fuoco, parliamo della protezione civile, parliamo dei soccorritori, dove viene appunto ricreato una situazione tipo, di una
maxi emergenza, che può essere, non so, il pullman che si ribalta, che finisce nel dirupo, piuttosto che un annegamento, piuttosto che un crollo. Quindi queste cose qua si fanno. È ovvio che non sono capillari, perché chiaramente sono attività che coinvolgono un determinato numero di persone. Però per quella che è la mia esperienza, in cui io appunto avevo preso parte a un paio di maxi emergenze, mi ha dato la possibilità appunto di conoscere e poter collaborare, ma che in realtà poi, io mi adatto anche abbastanza facilmente alle situazioni, forse anche un po' un punto a mio favore, così come tante altre persone. Quindi magari quando tu, entri diciamo, soccorri o comunque, entri in un intervento dove magari sono già altre forze, tendenzialmente ci si guarda in faccia e basta poco per capirsi e lavorare. Poi ovvio che ci sono gli estremi, siamo tutti d'accordo, però mi viene anche da dire che, non siamo appunto degli animali dove arriviamo con la mannaia, picchiamo gente, facciamo cose. È ovvio che passa magari il messaggio delle persone brutte e cattive che è un episodio su 1.000.000, però quell'episodio lì smonta anni di lavori, anni di sacrifici. E a me spiace anche dire che dopo appunto l'episodio di Bologna, mi dà anche quasi fastidio parlare dell'episodio di Bologna, perché poi sembra che si voglia fare ricamare cose, io non voglio ricamare niente, però spiace sapere e sentire magari da altri colleghi volontari o dipendenti che appunto dopo questo evento qualcuno la battuta la fa: però, c'è scappato il morto", cioè come dire che ogni intervento scappa il morto. No, cioè, poi è ovvio che per colpa di uno ci finiscono tutti, però questi tutti sono veramente tanti, cioè parliamo di centinaia di migliaia di persone. Un'ultima domanda ti faccio perché ci stiamo avvicinando alle ore 16. Avete delle body camere, qualcosa per registrare quello che state facendo, onde analizzare poi in sede magari gli errori o le piccole cose so state fatte bene per, non so, scrivere un nuovo protocollo su come si agisce in una determinata maniera o no? Allora, in Lombardia, parlo dei soccorritori, c'è un progetto di Areu dove prevede la presenza di una bodycam su un membro dell'equipaggio. Ad oggi ci sono state selezionate delle associazioni, quindi degli equipaggi campioni, per capire se funziona, se il progetto sta in piedi. Quindi l'obiettivo, parlo della Lombardia, è quella poi di, qualora andasse bene questo test, di estendere a tutti gli equipaggi. Certo è che la polizia la bodycam ce l'ha, Sì? ce l'hanno tutti, quindi è ovvio che un conto sono le forze di polizia che intervengono in determinati contesti e un conto sono i soccorritori che intervengono in altri contesti, dove magari serve appunto la registrazione, però è ovvio che si sta cercando di capire come calibrare bene la cosa perché, ripeto, abbiamo dei volontari, abbiamo dei dipendenti, quindi bisogna anche un po' cercare di far capire a tutti cosa è giusto, cosa si può migliorare e, cosa appunto si può innestare, perché negli anni si sono fatte ci sono state delle evoluzioni importantissime. Cioè se prima il soccorritore usciva con i jeans, la maglietta e il camice bianco, con la lettiga, Sì. oggi il soccorritore esce con le scarpe antinfortunistica, con l'equipaggiamento idoneo, con un mezzo idoneo e con degli strumenti Tutti idonei ti al tutti 2026. i dispositivi di protezione Esatto, personale e via dice sono arrivate le esattamente. 16, guarda Mattia, è affascinante quello che tu stai dicendo, però purtroppo c'è la Il pausa. tempo il tempo corre. Il tempo corre, adesso non so che disco m'ha messo, perché generalmente mi mette delle canzoni che, boh, io nella mia ignoranza non le conosco, io sono il Chissà che tuo. canzoni Che cosa mi saranno. hai messo? Ho messo Andiamo in Madonna. chiesa. No, Ah. ma che La battuta. Madonna Ciccone ovviamente. Ciccone, Esatto, cioè. Signora esatto. Ciccone. Torniamo al passato, Into the Groove. Into the Groove, Sì. bellissima. Oh. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente.
In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Sempre più liberi, con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. For inspiration. Come on, come on, come on. I'm waiting. Get into the groove, boy, you got to prove your love to me. Yeah. Get up on your feet, yeah, step to the beat, boy, what will it be? Music can be such a revelation. Dancing around, you feel the sweet sensation. We might be lovers if the rhythm's right. I hope this feeling never ends tonight. Only when I'm dancing can I feel this free. At night, I lock the doors where no one else can see. I'm tired of dancing here all by myself. Tonight, I wanna dance with someone else. Get into the groove, boy, you got to prove your love to me. Yeah, get up on your feet, yeah, step to the beat, boy, what will it be? Wanna get to know you in a special way. This doesn't happen to me every day. Don't try to hide it, love, there's no disguise. I see the fire burning in your eyes. Only when I'm dancing can I feel this free. At night, I lock the doors where no one else can see. I'm tired of dancing here all by myself. Tonight, I wanna dance with someone else. Get into the groove, boy, you got to prove your love to me. Yeah, get up on your feet, yeah, step to the beat, boy, what will it be? Yeah, live out your fantasy here with me. Just let the music set you free. Touch my body, move in time. Now I know you're mine. Get into the Bellissima, Madonna la conosco, credo di aver visto anche un film di questa cantante qua. Cercasi Susan Sì, disperatamente. qualcosa del genere, cioè... E non me la son segnata, faccio parte dell'epoca. Ed era, penso, negli anni 90, qualcosa del genere. Nell'84, però 84. io apprezzo questo sforzo perché comunque ricorda un film la cui colonna sonora era proprio Into the Groove. Sì, quindi sì. vedi, Marco, sei sul pezzo. Sono sul pezzo, sempre e comunque. Sono sul pezzo e siamo No, è un regalo che ho voluto fare a Mattia, perché lui è un appassionato di Madonna Ciccone. Ma e poi quindi- abbiamo un qualcosa Sì, con dopo. Mattia dopo, Dopo. perché saranno delle domande belle toste e tu inizi adesso a bastonare Mattia. No, voglio... No, diciamo che è interessante, Mattia, cioè questo discorso che stiamo portando avanti, perché io credo e spero che tante persone possano entrare nel mondo delle associazioni, nel mondo del volontariato. Può essere un volontariato, come dici tu, in una determinata maniera, sulla strada, su soccorso, come ci sono volontari per incendi boschi, ci sono volontari di protezione civile. Ragazzi, io dico semplicemente, mi affascina questo discorso qua che sta portando avanti Mattia, però affascina anche tutto il mondo del volontariato, perché non è che dovete pensare, siete lì, avete gli orari. È ovvio che ci sono degli orari, però lo fate quando volete, come volete, e la disponibilità. E poi è bello aiutare, perché tu
hai detto un'altra cosa. Capita tante volte di andare dal vecchietto, dalla vecchietta che vogliono forse un aiuto di cuore, di spirito, cercare, e anche questo, cioè un volontario è preparato, perché psicologicamente, cioè non è che andiamo io e la Stefania, che non abbiamo mai fatto niente di queste cose, e andiamo alla Vai che vai bene o all'Armata Brancaleone. Sono cose, ragazzi, che io ve le suggerisco e, come posso dire, metterei la firma per certe cose, perché alla fine fai del bene agli altri, ma fai del bene soprattutto tu a te stesso. A Eh te Stefania, la ho No, finito di io parlare. ecco, no, io volevo ritornare un attimino sul discorso di Bologna. Ovviamente l'ho detto prima, Mattia è stato anche assessore alla sicurezza, quindi ha anche un piccolo, cioè è stato in contatto comunque con la polizia locale e ha il ruolo appunto di soccorritore. Quello che mi chiedo io, si possono coordinare le situazioni? Come funziona all'interno appunto tra ad esempio polizia locale, polizia, personale addetto appunto al soccorso. E poi volevo chiederti un'altra cosa, soprattutto questa esperienza secondo te, tuo parere, allontanerà le persone dal voler entrare in un discorso di volontariato attraverso le varie associazioni che ci sono sul territorio, oppure cioè spaventerà le persone oppure, cioè chi ha voglia di farlo lo farà tranquillamente? E ti aggiungo un'altra e poi ti lascio campo libero. Facebook, tutti i social tante volte fanno porcheria, perché giudicano per me cose viste così quando non sono in grado di giudicare. Cioè io non posso giudicare un intervento, un qualcosa, se non ho un'esperienza alle spalle. Come giudichi queste cose? Allora, è un po' un problema secondo me italiano, dove quando ci sono i mondiali sono tutti dei allenatori, quando ci sono le Olimpiadi sono tutti sportivi, quando ci sono queste tragedie son tutti massimi esperti, quando c'è una pandemia son tutti medici. È un po' un problema italiano, quindi diciamo che questa cosa qua non mi stupisce più di tanto. Mi preoccupa un po' quello che hai detto tu, cioè non mi preoccupa quello che mi hai chiesto ovviamente, però appunto tu mi dicevi della questione relativa l'avvicinamento o meno di nuove risorse nel mondo del volontariato. Premetto che il volontariato è bello perché tu nel volontariato puoi fare tutto. Pensi a qualcosa, lo trovi nel volontariato. Vuoi fare del bene ai gatti, vai in un gattile. Vuoi andare in casa di riposo a fare le torte alle nonne, lo puoi fare. Puoi fare qualsiasi cosa. Non è necessario indossare una divisa, non è necessario portare in giro dei gatti o i cani, puoi fare tutto, in base al tempo, alla voglia, alle risorse e insomma e a tanti altri fattori che appunto ti permettono appunto di poter fare tante cose nel mondo del volontariato, in base anche a quello che ti piace. Va detta questa cosa qua. Noi abbiamo avuto una serie di diciamo di effetto domino, parto dal Covid, dove appunto il Covid ci ha durante il Covid c'era stato detto che andrà tutto molto bene, ne usciremo vincitori, bisogna essere gentili, il tempo della gentilezza, ed è capitata la stessa cosa anche appunto nel mio comitato, nelle associazioni dove tutti durante il lockdown volevano rendersi utili, perché erano a casa dal lavoro, erano in smart working, quindi tutto bello, un sacco di richieste, quindi abbiamo detto: "Cavolo che bello, avere così tanta richiesta", dove alle volte era anche brutto dire di no, ma, del resto non era anche stato attivato un corso flash per appunto fare in modo che determinate persone potessero entrare a fare attività, ma che poi alla fine è stato un disastro. Cioè, una volta che è ripartito tutto, cioè quindi, tornati in epoca diciamo, pre-Covid, quindi inizio 2022, metà 2022, cioè la scia della gentilezza, la scia della disponibilità, si è affievolita in tempo zero. Quindi, a me non fa paura l'evento di per sé di Bologna, a me fa paura,
diciamo fanno paura gli eventi, perché negli anni, sempre meno persone si sono avvicinate al mondo del volontariato. Io mi sono fatto tante domande, anche perché io sono stato anche delegato dell'area salute, appunto in una sede del mio comitato, quindi ho lavorato con più di 80 volontari, ne ho visti tanti arrivare, tanti andarsene ovviamente, anche tutt'oggi che sono un semplice volontario, che quindi vedo gente che arriva, che se ne va, che resta. Però appunto a me fa tanto paura i numeri che negli anni hanno dimostrato un trend sempre più agghiacciante, nel senso che sempre meno gente ha voglia di mettersi in gioco, non solo nel mondo del soccorso, ma in tantissime anche altre realtà, e questa cosa qui purtroppo grava sui soggetti volontari che oggi prestano servizio, quindi si sentono anche il peso della responsabilità di dire: "Cavolo, però manca la gente, quindi faccio qualcosa in più." Quindi, diventa poi una situazione quasi tossica. Mi spiace dire questa cosa qua, però entri poi in un giro dove lo stesso volontariato, cioè la stessa tua attività che ti è piaciuta, che ti piace, che vuoi portare avanti, ti si ritorce contro. Quindi magari dici: "Cavolo, però devo andare a fare il turno, cavolo, però mi ha dato buca questa persona qui, quindi, devo entrare io." Quindi insomma, non è mai bello. Quindi io spero e mi auguro che insomma i la disponibilità e la voglia di fare ritorni un poco come appunto in epoca pre-Covid, perché veramente, in un mondo dove si è sempre più isolati, io, ho purtroppo, mi son fatto questa idea qua, che in un mondo sempre più isolato, chi ci perde è il mondo stesso, è la società. Quindi la società è retta anche dal volontariato, quindi se non ci sono volontari tantissime cose non si possono fare, come la pediatria in ospedale, chi va il sabato e la domenica a dare una mano, potrebbero non esserci, i volontari in ambulanza potrebbero non esserci, ma pensiamo anche alla protezione civile, dove il 99% non lo so, il 95% sono volontari. Quindi se succede una catastrofe, un terremoto, un'esplosione, il crollo di un ponte morante, quindi cioè sono esempi concreti, non mi sembra di parlare di massimi sistemi. Chi è che va oltre alle forze di polizia, oltre agli uomini dello Stato, ci mancherebbe altro. Però son tutte persone che potrebbero non esserci. Eh sì, Quindi quando tu chiami e hai bisogno, è vero, nelle catastrofi c'è l'esercito, c'è la qualunque, però ricordiamoci anche che nella qualunque una grandissima fetta anche gli psicologi. Voi sì. sapete che la maggior parte degli psicologi durante le catastrofi sono volontari. Poi ripeto, io non entro nei numeri perché potrei sbagliarmi, come potrei sottovalutare o sopravvalutare, però il concetto è questo. Quindi il peso del volontariato oggi nella nostra società è davvero importante, difficilmente sostituibile, perché il volontariato, come dicevamo prima, porta un valore umano sia individuale e sia collettivo. Eh sì, guarda, io ti dico una cosa sola: ho fatto corso per quanto riguarda, ricerca persone, bellissimo, seconda fase, perché c'è A1 e poi c'è A2, e ti dico il mondo psicologo guarda che ci sono, perché tu devi pensare che c'è giù la centrale pompieri, ci sono anche i parenti, i genitori e tutte queste cose qua che sono lì appunto, lo trovi bene, però lo puoi anche trovare e quindi c'è una forte aiuto da parte di loro, i genitori. Poi entro in un'altra cosa e te lo dico, hai parlato soprattutto la gentilezza, perché prima durante il Covid gli infermieri, i soccorritori che bravi e poi dopo non si sente più niente. Io c'ho la moglie Paola, che anche lei era col Covid, è un'infermiera e anche lì sentiva la gentilezza, tutti sono bravi, tutti poi è finito, si è ritornato al tran tran del solito dove parolacce, insulti e via dicendo. Questo non è bello, perché è una società che sta andando in un'altra rotta e non è bello, perché tu
esci fuori soprattutto per dare aiuto, non per essere insultato, non per essere preso a sassate, tanto per dire, perché le sassate possono essere anche materiali e possono essere anche a parole, eh. E questo qua sono cose che, a me non piacciono. Non piacciono perché io ritengo Mattia, come Giovanni, Pippo, Pluto, tanti tuoi colleghi, tutto sommato sono professionisti, hanno una base di professione, hanno fatto corsi, hanno fatto tutto quello che porta a ottenere un ottimo risultato. Ma perché la squadra vince, Marco? Io resto di questa idea qua. Anzi, e vi dirò di più, a me è spiaciuto sempre post Bologna, adesso, sembra, però in realtà è anche un'occasione per riflettere, secondo me. Però anche qui dicevi appunto che tua moglie è infermiera, no? A me è anche spiaciuto leggere di noti medici, noti infermieri, note categorie e associazioni di categorie, dove hanno detto la qualunque dopo questo evento, dicendo: "Ah, i soccorritori volontari cos'hanno combinato? Il sistema deve essere, fatto solo di medici e infermieri, o solo di medici o solo di infermieri." D'accordo. Anch'io son d'accordo sul fatto che in determinate situazioni serva avere un medico o un infermiere o uno o l'altro o la coppia, okay, però siam sempre qui, stiamo parlando di una catena del soccorso, dove ogni categoria giustamente dice la sua e porta l'acqua al suo mulino, perché del resto le associazioni di categoria fanno anche questo, cioè fanno un po' lobby sotto certi profili. Ehm, Però io dico sempre: "Okay, però utilizziamo l'episodio di Bologna, ma utilizziamo anche qualsiasi altro tipo di episodio, cioè anche una catastrofe, il crollo di una palazzina, per capire cosa si può fare di più, cosa si può fare meglio, perché si può sempre migliorare." Cioè noi oggi siamo arrivati a un punto dove il soccorritore, indipendentemente dalla sua posizione, che sia volontario o dipendente, ehm, parlo sempre della Lombardia ovviamente per l'esperienza e per il fatto che io lavoro qua, quindi faccio attività qua, è che puntualmente c'è una riqualifica, puntualmente c'è un retraining, puntualmente c'è un aggiornamento normativo, sanitario, regolamentare. Cioè, settimana scorsa ho preso parte a una serata formativa presso il mio comitato, perché ci sono stati degli aggiornamenti su determinate attività, di soccorso. Quindi c'è un aggiornamento c'è un'evoluzione. Quindi ovvio che le esigenze d'un tempo non son più quelle di oggi. Ovvio. È ovvio che un tempo andava bene uscire con lo Scusarunno, come avrebbe detto mia Sì, nonna, scusa. e le scarpe da tennis della Lotto, scusate la pubblicità, che una volta andava bene, oggi non va più bene. Come del resto su tantissime altre cose. Quindi secondo me, spero che non si perda l'occasione, l'ennesima occasione per dire: "Bene, perché non ci sediamo tutti quanti insieme e portiamo il nostro contributo?" Magari mandandoci anche a quel paese, perché ci sta, perché poi uno dice: cavolo, però tu sei così, io sono così." Va bene, però dobbiamo uscire tutti con un'idea, che è difficile, è molto difficile, però anche nel nostro piccolo, guardando casa nostra, si può fare qualcosa in più. Tu vai, io vado su un servizio dove mi fanno la battuta: Bologna, guarda su giù." Okay, ora non dico che mi siedo lì e racconto la storia, magari scrivendo e facendo gli appunti, no, però ricordare alla gente che ci sono interventi e ci sono interventi. Poi è ovvio che si riesce a commentare benissimo un video dove si vedono dei soccorritori che apparentemente non fanno nulla, ma se noi dicessimo che quei soccorritori lì erano lì perché la scena non era sicura e non potevano intervenire, cambia il messaggio rispetto a uno che dice: "Ah, che erano lì con le mani in mano." Io Mattia, avrei potuto, cioè nel senso, fossi stato lì io, avrei fatto la stessa cosa. Boh, io comunque da soccorritore sarei dovuto essere stato a disposizione per qualsiasi esigenza. Tant'è vero che quando la persona è stata dichiarata
comunque incosciente, gli operatori sono intervenuti immediatamente, praticando il massaggio cardiaco, aggiornando la centrale operativa dicendo: "C'è stato un cambio di situazione, quindi la scena ora è sicura, possiamo intervenire", e quindi sono intervenuti in condizioni di sicurezza. Beh, guarda, ho preso parte ad un corso base proprio light di soccorso, di primo soccorso, in effetti dei tuoi colleghi, adesso non so se della stessa. Colleghi, amici, anche perché Ecco. poi c'è gente con cui abbiamo fatto il corso No, insieme, quindi infatti. è bello anche questo, è Sì, bello il sì. fatto appunto di far parte di un gruppo, di far parte di una famiglia, perché comunque alla fine condividi i valori ideali, ma condividi anche del Sì. tempo. Io ho condiviso veramente tanto tempo, così come me e tantissime altre persone. No, la prima cosa che ci han detto è di valutare, nel caso di incidente, qualsiasi cosa, il grado di sicurezza della scena e dopodiché intervenire, perché comunque tutto deve essere, come ha detto Mattia, posto in sicurezza. Io, volevo creare un po' un parallelismo tra quello successo a Bologna, quindi con una persona che non era in sé in quel momento, con ciò che è accaduto, nelle sere scorse, somma Lombardo, dove una persona pericolosa ha investito un ragazzo, che pensava fosse il nuovo compagno dell'ex fidanzata. Bene o male la stessa cosa. Penso che prima abbiano messo in sicurezza la scena e dopodiché i tuoi colleghi siano intervenuti, perché, comunque in ogni caso era sempre una persona pericolosa che portava in macchina, oltre ad aver investito e ucciso un ragazzo innocente, portava in macchina anche un sasso di diversi chili e un coltello e lì sono intervenuti i tuoi colleghi. E poi mi voglio riallacciare a un'altra cosa. Io dico sempre che criticare basta aprire la bocca e parli, Son parli. tutti bravi, Son tutti bravi. bravissimi. Col senno di poi son pieni i fossi, ti dico un altro detto. Però come fai tu a giudicare da un filmato che vedi che cosa è successo? Io, non sono giudice e spero che i giudici facciano il loro lavoro e lo faranno senz'altro, però devono acquisire tutta la scena, devono acquisire tante cose. Dopodiché criticare, perfetto, se criticare porti a delle migliorie, a dei miglioramenti, però criticare così perché vedo certe cose, non so com'era la persona, non so in che grado di stato era, non so se aveva assunto alcol, droghe e via dicendo, ma non si fanno certe cose, io dico. Cioè, bisogna farle, tra virgolette, a persone che capiscono, persone che sanno cosa fare. Ma andare sui social e scrivere: "Mattia è brutto perché c'ha la barba", ma che cosa mi rappresenta? Niente. Per lo stesso motivo, per cui appunto non si spara sulla Croce Rossa. La battuta la dovevo fare, quindi no, al di là della battuta, no. Ehm, i social, ne abbiam parlato abbondantemente in questa bella ora. Ehm, io dico, la gente come si fa a valutare da un video? È vero, e per rispondere a Stefania è ovvio che il magistrato, gli avvocati, insomma chi seguirà la vicenda, dovranno, capire tante dinamiche perché sempre una persona è morta. E certo, il Quindi problema è chi quello. se per morti se per causa naturale, se per causa forzata, non eravamo lì. Quindi dai video non si può sapere. È stata fatta l'autopsia dove sono state dette delle cose, ci saranno gli inquirenti, ci saranno i legali, ci saranno comunque dei consulenti, di parte che diranno, la loro. Certo è, io dico, anche a me capita di fare interventi, dove c'è gente che riprende, c'è gente che fa le foto, poi dici: "Chissà dove andrà questo materiale. Andrà sui social? Finiranno incorniciati? Non lo so." A me quello che interessa in quel momento è soccorrere, quindi prestare un servizio di qualità. Fosse successo a me un episodio analogo, ma che mi è successo, nel senso un interventi simili mi sono accaduti senza il morto, però, di scene abbastanza
pesanti, simili a quello che abbiamo visto nei video, nelle foto. E quindi, io probabilmente sarò finito in qualche video, in qualche foto dove ero a debita distanza insieme all'equipaggio, ma perché è così. Poi se qualcuno volesse dire: "Perché non sei intervenuto, non hai fatto", intanto tu chi sei Beh, per certo. giudicare? Quindi io onestamente al commento, al video, agli orrori che sono stati scritti, io sinceramente devo guardare la mia persona, devo guardare l'equipaggio. Io dico sempre il mio equipaggio, non perché io sia possessivo, ma perché per me è importante l'equipaggio, deve essere tutelato. Quindi che se ne faccia, che se ne dicano, ehm, purtroppo siamo in democrazia, mi vien da dire, o per fortuna, non lo so, però spesso e volentieri, cioè sotto questo profilo, viva la democrazia, però sotto questo profilo qua c'è proprio un eccesso di democrazia, dove la gente ha il diritto di dire tutto quello che vuole, tutto quello che pensa, quindi non collega il cervello, ma semplicemente dice così a ruota libera in base a quello che vede. E poi un po' come la ruota della fortuna, no, non la ruota, quel gioco della Zanicchi, il prezzo è giusto, quindi gira, in base a quello che salta fuori tiriamo la risposta. Secondo me bisogna rimettere un po' in piedi le regole delle regole di buon senso. Eh beh, certo, il buon senso è quello che ci vuole nelle persone. Il buon senso è capire prima ancora di parlare. Volevo chiedere una cosa Mattia, le, categorie, che guardano la salute, veterinari, medici, infermieri, hanno a disposizione uno psicologo che aiuta a superare i traumi. Voi come associazione avete degli psicologhi che vi seguono oppure no? Nel senso che comunque è sempre avete sempre a che fare con la vita e la morte e le situazioni Scusa comunque. se mi intrometto, abbiamo 1 minuto, m'hanno detto Sarò rapidissimo. Sì, c'è il servizio di supporto psicologico, gratuito ovviamente, messo a disposizione dal comitato, quindi c'è un gruppo di psicologi volontari, sottolineiamo questa cosa qua, che garantiscono chiaramente una serie di incontri per capire cosa è successo e anche lo stato della persona e poi nel caso indirizzarli a professionisti, quindi iniziare un percorso. Così come la stessa REU nella Lombardia c'è il servizio di supporto psicologico per chiunque, quindi per il personale delle automediche, delle auto infermieristiche, così come noi stessi. Mi permetto anche di dire che dinanzi a certi casi brutti che magari vengono raccontati alla centrale, perché alla fine noi siamo l'occhio, cioè il soccorritore è l'occhio della centrale operativa che racconta un po' quello che sta succedendo. Se l'operatore capisce che l'intervento non è andato bene, sotto il profilo diciamo non tanto dell'intervento stesso, quanto di quello che è successo, a fine servizio alza la cornetta e dice: "Okay ragazzi, tutto bene? Vogliamo parlarne?" Magari non lo so, beh sì. capita in estate spesso capita di sentire episodi di annegamento che non sono mai molto belli, quindi alla fine chi recupera la persona son sempre degli umani. Eh sì. Quindi sì, c'è il supporto psicologico che secondo me deve essere implementato e secondo me oggi il servizio psicologico deve essere garantito a tantissime fasce, non solo sanitarie, perché oggi serve veramente Insomma. curare la mente, perché è importante per noi e per la società. Sì, allora Mattia, io ti ringrazio, come Grazie a ringrazio voi. la Stefania di questa bellissima oretta che abbiamo passato con te Che si e ripeterà. attenzione, si ripeterà per l'amor del cielo e mi sembra che da un punto di vista medico la signora Stefania ti deve applicare un qualcosa, o meglio ti deve tirare un po' delle orecchie. Ah, è vero. Perché? Lui Perché? è mamma Perché? Daniela. Eh sì, perché mi sa tanto che domani i tuoi 31, 32, 30 33 è 33 l'anno del Signore, no, no, domani no, compio gli no, anni no, del no, 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 Signore. perdonami, 33 è un numero sacro, la maglietta di Thiago Silva. Perfetto. Ecco, quindi facciamo gli auguri a Oh, Mattia
e a mamma Daniela, che compiono gli anni lo stesso giorno. Lo stesso giorno, Grazie. figurati, un piacere. Noi salutiamo i nostri radioascoltatori, saluto Natalia che penso che... Ciao Natalia e porta Ah, pazienza. sì, però dai, se l'è spassata bene, lì che ride tranquillamente delle battute, adesso mi sta dicendo stringi, No, ma ti vuole tirare il collo, fa così perché il vuole collo, tirare il il collo, collo. il collo. Vai, dai, finiamo così, tira il collo. Saluto i nostri radioascoltatori e ci vediamo mercoledì prossimo. Ciao a tutte e due, a tutte e tre. Avete ascoltato Lega e dintorni.